7 manze uccise e divorate dai lupi in soli 2 mesi presso l'allevamento di Martino Roncari a Campofontana, frazione del comune di Selva di Progno, Lessina Orientale, in provincia di Verona. L'ultima ieri, un bilancio catastrofico ed emblematico di un problema annoso che colpisce la Lessinia da 5 anni e che ultimamente sta infierendo con particolare ferocia contro il Roncari, ma che riguarda tutti gli allevatori della zona che vedono in pericolo il loro bestiame. 55 infatti i capi registrati come predati da lupo o soppressi per le ferite riportate dall'inizio dell'anno in Lessinia, molti più dei 13 che c'erano stati nello stesso periodo dell'anno scorso. Sotto accusa il progetto europeo Life Wolf Alps per la conservazione del lupo nell'arco alpino, un progetto che si pone l'obiettivo di favorire la costituzione di un regime di convivenza stabile tra lupo e attività economiche, ma i cui risultati obiettivamente languono. La regione, pur confermando l'adesione al progetto Wolf Alps fino alla sua scadenza nel maggio 2018, ha risposto con il piano lupo regionale, che prevede la cattura e la detenzione a vita per alcuni lupi e la sterilizzazione per altri, ma Lega Ambiente Veneto attacca. Ennesimo annuncio, dichiara Angelo Mancone, responsabile fauna e aree protette di Lega Ambiente Veneto, di una regione che non viene a capo del problema.